l'estate e la stagione del laghetto. Per rendere il nostro piccolo laghetto o grande laghetto un angolo suggestivo, vi consiglio sia l'introduzione di piante da bordura e anche piante da laghetto, sia galleggianti che interne. Le galleggianti servono sia per ossigenare l'acqua e in alcuni casi riescono anche a denitrificare l'acqua, per cui portano via sostanze nocive all'acqua. Quindi le piante sono sempre nostre amiche in ogni caso. Poi ci sono dei prodotti che aiutano nella buona gestione del laghetto, per cui abbiamo prodotti che servono per trattare l'acqua, per cui delle sostanze nocive che prendete dall'acqua del rubinetto oppure di rete vengono abbattute da questi prodotti, rendendo l'acqua adatta alla vita dei pesci. Per cui prima del cambio si mette un po' di questo prodotto e si vanificano gli effetti nocivi dell'acqua nuova. Abbiamo anche la possibilità di filtrare l'acqua attraverso dei filtri studiati apposta per i nostri laghetti. Queste pompe di nuova generazione anche sono dotate anche di filtri UV, per cui l'acqua viene passata attraverso queste pompe particolari e le alghe vengono danneggiate. Quindi avrete un'acqua più pulita e potrete anche vedere i pesci, perché tante volte succede che i pesci non si vedono per le alghe. Gli ospiti fondamentali del nostro laghetto sono i pesci. Anche loro hanno un'alimentazione particolare. Abbiamo carpe, abbiamo pesci rossi, abbiamo storioni, abbiamo diversi pesci. Per ognuno di loro c'è un'alimentazione particolare e specifica, perché per esempio le carpe hanno bisogno di due tipi di mangime, uno invernale e uno estivo. Quello estivo sarà più leggero e quello invernale sarà più grasso per consentire loro di superare l'inverno senza troppi problemi. Anche in questo caso rivolgiti al negozio specializzato per avere tutti i consigli sul tema.